Nonna Carmela cucinava spesso il coniglio, forse perché fin da quando era molto piccola era il piatto che si portava a tavola la domenica. Ora che lei non c'è più, tocca a me cucinarlo per il resto della famiglia. 2 anni fa in diretta era stata proprio lei a prepararlo così, un gustoso coniglio al sugo con i piselli, ed è stato bello poter rivedere il video ed eseguire esattamente i suoi passaggi. In padella scaldo un filo d'olio e rosolo il coniglio a pezzi. Aggiungo una foglia di alloro spezzettata e un po' di rosmarino secco sminuzzato per dare già un po' di profumo. Mentre la carne inizia a prendere colore sul primo lato, metto sul fuoco un altro tegame. Scaldo anche qui dell'olio di oliva e taglio una grossa cipolla a fettine. La lascio appassire dolcemente per 5 minuti. Quando diventa lucida aggiungo i piselli, in questo caso erano freschi ma vanno bene anche surgelati. Li lascio cuocere qualche minuto aggiustando di sale. E intanto giro il coniglio dall'altro lato, di modo che sia tutto ben dorato. Adesso il coniglio è pronto per essere trasferito nel tegame con la cipolla e qui lo lascio insaporire nel soffritto ancora per 5 minuti. Aggiungendo anche una macinata di pepe nero. A questo punto aggiungo la passata di pomodoro, un altro pizzico di sale e una foglia di alloro. Smuovo un po' il tegame per assestare tutto. Metto il coperchio e sposto sulla fiamma più piccola. Il coniglio dovrà cuocere lentamente fino a diventare molto morbido. Bisogna quindi verificare con i rebbi di una forchetta, che dovranno penetrare facilmente la carne, riuscendo anche a staccarla dall'osso. Ciò che nonna Carmela amava di più di questo piatto era la comodità. Infatti, oltre alla carne, riusciva ad avere così un buon sugo con cui condire la pasta. Con poca fatica portava a tavola un primo e un secondo. Anche voi fate questo piatto? Se non vi piace il coniglio, andrà benissimo anche del pollo. Io vi mando un abbraccio e vi aspetto presto con una nuova videoricetta. Ciao da Valentina!